Andiamo ora a Venezia, ci colleghiamo con il collega Filippo Fois per parlare di incidenti sul lavoro, di infortuni, di morti sul lavoro, perché sono stati diffusi proprio in queste ore i dati relativi all'ultimo periodo e purtroppo sono dei dati allarmanti per quanto riguarda la nostra regione. A te Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori da Mestre. Al mio fianco ve lo presento subito, Federico Maritan, direttore tecnico di Vega Engineering. Come tu hai anticipato, i dati sono molto negativi per quello che riguarda il Veneto, perché dal vostro osservatorio avete contato 60 vittime sul lavoro da gennaio a luglio di quest'anno. Sì, esatto, sono 7 vittime in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quindi c'è un incremento rispetto al 2021. Parliamo di 8 persone che perdono la vita al mese, quindi 2 alla settimana, un dato che pone la nostra regione tra l'altro ai vertici purtroppo di questa triste classifica. Sì, purtroppo in termini assoluti il Veneto in questo momento è la seconda regione per numero di infortuni mortali dopo la Lombardia. Teniamo conto di un dato, stiamo parlando di regioni, la Lombardia e il Veneto, molto popolose e dove c'è anche un gran numero di lavoratori, quindi in termini assoluti è frequente che abbiano un numero di infortuni elevato rispetto ad altre regioni meno popolose. Però se noi andiamo a vedere l'indice infortunistico, cioè il rapporto tra gli infortuni mortali e la popolazione lavorativa, ahimè il Veneto è ancora al di sopra della media nazionale, quindi vuol dire che quest'anno le cose non stanno andando bene. Anche perché fino a poco tempo fa il Veneto era sotto la media nazionale, cosa è cambiato secondo lei? Sì, in effetti in passato il Veneto, facendo appunto il calcolo di questo indice che pesava sul fenomeno sul numero di lavoratori, si trovava al di sotto della media nazionale. Dire che cosa è cambiato è molto difficile perché evidentemente ogni infortunio poi è causato da molte cause, non da una sola. Certamente ci sarà una ripresa quest'anno più intensa delle attività lavorative, mi viene da dire forse anche un modo di lavorare meno attento, forse anche dovuto appunto a questa ripresa. Poi teniamo conto che generalmente i settori dove avvengono gli infortuni mortali sono purtroppo sempre gli stessi, in primis le costruzioni, e sappiamo che questo è un periodo in cui l'attività sui cantieri è molto intensa. Gli altri settori quali sono? Ma allora i settori più colpiti sono il manufatturiero e la logistica tipicamente. Anche qui naturalmente va fatta una considerazione sul numero di lavoratori occupati. Il settore manufatturiero è uno di quelli che occupa il maggior numero di lavoratori e quindi anche quello che vede un numero elevato di infortuni. Per contro le costruzioni hanno un numero di lavoratori alto ma non paragonabile come quantità al settore manufatturiero, e quindi vedere che nelle costruzioni avvengono tanti infortuni significa che stiamo di fronte a un settore in cui il rischio di infortunio mortale, quindi infortunio più grave, è molto elevato. È un rischio che voi calcolate anche utilizzando dei colori. Per quello che riguarda la regione Veneto credo il colore sia ancora arancione, però per quello che riguarda diverse province della regione è rosso, che vuol dire che è quello più alto. Esatto, purtroppo 4 province su 7 nella regione Veneto sono al di sopra della media nazionale e si vanno a collocare in quello che noi chiamiamo fascia rossa. Cosa significa? Significa che è la fascia in cui questo indice del rapporto tra gli infortuni mortali e il numero di lavoratori è più alto del 25% rispetto alla media nazionale, quindi il settore dove il rischio di infortunio è più alto in assoluto. Sì, oramai se ne parlava anche prima del Covid di infortuni mortali sul lavoro, era stato aperto anche un tavolo in regione. Com'è che ci si può rimediare a un dato così negativo? Ma allora, questo è un argomento interessante. Bisogna ricordare che gli infortuni mortali e non mortali, in qualche modo, quindi le malattie dovute al Covid che possono causare un decesso ad esempio, e che possono essere riconducibili all'ambiente di lavoro, vengono considerate nelle statistiche degli infortuni. Questo cosa significa? Significa che i dati che noi leggiamo contengono infortuni chiaramente dovuti all'attività lavorativa, ma anche infortuni dovuti a decessi per Covid in qualche modo correlato all'attività lavorativa. Se noi guardiamo i dati, quest'anno sembra che gli infortuni mortali siano diminuiti del 16%, ma se noi andiamo a detrarre dai dati che abbiamo gli infortuni mortali, quindi le morti per Covid correlate al lavoro, scopriamo in realtà che gli infortuni sul lavoro, quelli realmente connessi a cause violente da lavoro,
e sono aumentati il 64%, quindi il 2022 nel primo semestre vede un aumento degli infortuni diciamo direttamente correlati al lavoro del 64%, il che è molto preoccupante. Quindi nelle statistiche, per esempio durante il periodo in cui la pandemia raggiungeva il suo picco, ci sono anche magari delle persone addette ai servizi della sanità che hanno contratto il Covid durante il lavoro? Assolutamente sì, e questo è stato un fenomeno in particolare molto rilevante nel 2020, quando c'è stata la prima ondata che ha trovato gli ospedali, come sappiamo, in gravi difficoltà, e lì abbiamo avuto un numero di infortuni anche mortali connessi appunto al lavoro per Covid che superava, se non ricordo male, in quell'anno le 500 persone, e quindi chiaramente questi sono andati a essere conteggiati nel numero totale di infortuni. C'è un problema di formazione di lavoratori, per esempio in determinati mestieri che magari presupporrebbero un po' di apprendistato, mentre invece assistiamo a un turnover con contratti a termine, perché magari qualcuno lavora nel ramo edilizio, per esempio, nell'agricoltura, in attesa di un'altra occupazione, per cui non è adeguatamente formato. Questo naturalmente è vero, nel senso che accade non infrequentemente, soprattutto in alcuni settori dove è anche più difficile trovare manodopera, o spesso è manodopera straniera che magari fa anche fatica, anche per questioni culturali, a comprendere il tipo di sicurezza che noi esigiamo. Ecco, in questi settori frequentemente la scarsa formazione è uno degli elementi che determina l'infortunio. Teniamo conto anche di un altro fattore che è altrettanto interessante, che è l'età. Se noi andiamo a vedere gli infortuni soprattutto mortali, avvengono con maggior frequenza quando si diventa vecchi, quando ci sono lavoratori anziani, e crescono in termini proprio di indice, rapporto di nuovo infortuni su persone che lavorano in una certa fascia di età in modo incredibile sopra i 65 anni. C'è una percentuale di questi infortuni che forse è dovuta al caso, però credo che sulla lunga distanza, visto che comunque questo osservatorio è attivo da tempo, i dati siano quelli che danno una tendenza che va al di là delle tragiche fatalità. Sì, purtroppo io ogni volta devo dire che rivediamo numeri e fatti accaduti già nel passato, perché il numero di infortuni più o meno è costante da 10 anni e le cause spesso sono le simili: la caduta dall'alto, per esempio l'infortunio dovuto nelle attività di logistica magari al trasporto di materiali, quindi i motivi sembrano sempre gli stessi, i numeri sembrano sempre gli stessi, quindi probabilmente non stiamo incidendo, in particolare negli infortuni mortali, su quelle che sono le cause veramente. Le norme di sicurezza sono sufficienti oppure non vengono seguite sempre? Allora, le norme in termini legislativi sono sufficienti, non vengono seguite sempre, questo naturalmente è vero, ci sono realtà molto attente, molto virtuose, realtà invece che hanno un approccio verso la sicurezza molto sbrigativo. Si pensi che spesso gli infortuni mortali, soprattutto nel settore delle costruzioni, coinvolgono il datore di lavoro, e qui si va oltre a quello che può essere il mero ragionamento del risparmio, perché evidentemente se anche il datore di lavoro rischia la sua vita vuol dire che c'è proprio un problema culturale. Noi ringraziamo Federico Maritan, direttore tecnico di Vega Engineering, che è stato veramente molto esaustivo su questo problema e su questi dati che purtroppo lanciano un allarme molto pesante per quello che riguarda la sicurezza sul lavoro nella nostra regione. Ti restituiamo la linea, Marta. Grazie a Filippo Fois e al suo ospite per questo collegamento, per fare il punto appunto sulla incidenza degli infortuni mortali nel nostro territorio.